pezzo di terra che si chiama casa, no? Ci vincolano con un mutuo per 20, 25, 30 anni per un pezzo di terra che è di tutti la terra. Se andate in quei popoli dove vivono con la foglia forse davanti ai genitali, loro non pagano il mutuo per la capanna o per la grotta, no? Noi ci hanno strutturato bene, no? Una parte del nostro corpo, della nostra mente, per darci la possibilità di essere più manipolati, no? Una cosa che appunto, tra virgolette, bisogna fare è avere la capacità di usare la nostra mente a nostro piacimento. Siamo noi che usiamo la nostra parte della mente. Se non lo usiamo noi, la usano qualcun altro. Ecco perché trova il metodo per uscire dal labirinto. La mente è un labirinto. Non so se avete mai fatto regressioni o viaggi dentro il corpo, che quando una persona vede un labirinto è dentro la mente. Ci sono anche i labirinti, no? Ci sono lavori, diciamo, anche sciamanici che ti fanno fare un giardino, un labirinto, e tu entri in questo labirinto e entri, è come entrare nella propria mente, nel proprio inconscio. Tutto quello che così condividerò in questi 3 passi è una raccolta di 20 anni di esperienza, di ricerca. Abbiamo fatto circa 15 anni di diverse tecniche olistiche e sapete quando senti che comunque manca qualcosa, no? E per cui mi sono spostato sia come disciplina sia come proprio posto, sono andato un po' in giro per il mondo, ho usato in qualche modo tempo e denaro per altro e ho scoperto appunto che c'è la possibilità, e ognuno di noi ha la possibilità di fare molto da soli. E quello che insegno, e si chiama autoguarigione, sono concetti, sono teorie, che non sono tanto teorie, sono leggi cosmiche. Le leggi cosmiche sono, ad esempio, quelle che dopo una stagione ne segue un'altra. Adesso siamo in autunno, no? Tra un po' saremo in inverno, giusto? Per quanto vita abbiamo vissuto in questo pianeta, avete mai visto che dopo l'autunno siamo ritornati in primavera o in estate? O siamo saltati appunto da una stagione all'altra? No. L'energia gira, si dice, in senso orario e ha un senso logico, no? E ce lo fa vedere la natura. Per cui tutto quello che insegno è una raccolta di tecniche, di concetti molto facili, molto pratiche, ma molto potenti, permettetemi questo termine. Tante cose non le insegno perché, parlavamo prima con Vittoria, quando tu vivi delle esperienze in determinati luoghi molto lontani da qua, sei dentro, come dire, a tutto un contesto che li vivi naturalmente, no? Fatte quelle esperienze, portatele qui, magari dentro a una palestra, è un po' difficile condividerla. Per cui tutto quello che insegno l'ho raccolto nel metodo MAV, che significa metodo Andrea Alvini. Quello che vi chiedo, ma non solo con me, un po' in generale, no? È di non credere a una sola parola di ciò che sentite, ma bisogna sperimentarle, le cose. Possiamo sentire tante cose, leggere tante cose, ma fin tanto che il nostro corpo non le vive, resta solo teoria. Il corpo ha bisogno di vivere, no? Attraverso le emozioni, attraverso i sentimenti, attraverso le sensazioni. Per cui tante cose bisogna sperimentarle, anzi la vita è sperimentare.
Per essere chiari, ci sono 3 modi per modificare una disarmonia. Non ho detto prima che carpite il più possibile di quello che dico, perché tanti, dopo la conferenza, veramente tante persone mi ringraziano, perché questi concetti che in qualche modo vi espongo questa sera vi possono servire a nulla, li sapete già, ma tanti magari vi fanno fare quel click dentro al labirinto che domani la vita diventa altra, no? Ad esempio, se invece di chiamarla da domani, no? Anzi dalle 10:30 di questa sera, invece di chiamarla malattia, la chiamiamo disarmonia, cosa sente il vostro corpo con questa differenza di vibrazione? Perché la parola è vibrazione, è energia. Abbiamo detto prima che nel nostro corpo abbiamo necessità di energia. Cosa sente il vostro corpo quando dite malattia o pensate alla malattia, e cosa sente il vostro corpo quando sente o pensa alla disarmonia? Datemi un feedback, perché questa conferenza è anche un po' interattiva. Malattia sembra quasi rassegnazione, mentre disarmonia ti dà la spinta per tornare in armonia. Okay. È come dire, e anche qui potete fare un clic dentro, i sensi di colpa non esistono. È tutto un meccanismo costruito per portarteli fino al nostro ultimo respiro, no? E sapete che i sensi di colpa, non so se lo sapete, ma ogni cosa si ferma in un preciso posto del corpo. I sensi di colpa si fermano nella bocca dello stomaco. Per cui tra gastriti, batteri strani, cioè digestioni, acidità, eccetera, ci possono stare anche i nostri sensi di colpa, no? Per cui cambiate la parola, anzi buttatela via più che cambiarla, il senso di colpa, e trasformate, dite da domani, parlate in un'altra maniera dicendo errore. Ho sbagliato, semplicemente. E se io ho sbagliato e anche lo ammetto, sono capace, come ho sbagliato, sono capace anche di correggere. E se correggo, l'errore non diventa più disarmonia, ma diventa armonia. I 3 modi sono l'allopatica e la farmacopea. Non l'ho messa per prima perché è la più importante, la più conosciuta, eccetera, eccetera. In qualche modo, facendo una lista, bisogna sempre iniziare da qualcosa, no? Ma l'ho messa anche per prima perché un po' prima, come operatore olistico, ci sono colleghi che assolutamente la voce medico e farmacopea la escludono un po' dalla loro vita e dalla loro professione. Io dico che se il grande spirito ha inventato la medicina, perché non usarla? Posso dire che io ho una figlia di 21 anni grazie alla medicina. Avevo il cordone, era alpinista da piccola, insomma. E grazie alla medicina e alla rapidità del ginecologo, ostetrica e l'equipe, mia figlia con taglio cesareo è viva, ha 21 anni. Mia moglie è viva grazie a un'infezione pelvica e subito in ospedale gli hanno trovato l'antibiotico giusto, 21 giorni in antibiotico, ed è viva. Perché non usarlo? Se mi rompo un braccio, io conosco operatori olistici che si sono rotti un braccio, si sono messi le solite 2 stecche di legno infasciate e adesso hanno il braccio storto. Dico, ma perché non usare la medicina quando serve? Non abusarne, ma quando serve la usiamo. L'olistica, il secondo modo, è l'olistica e tutte le discipline bionaturali. Con questa legge del 2013 è uscita una legge che non è legge, voglio dire, no? Perché noi operatori olistici, più o meno io ho 20 anni di battaglie per far sì che l'individuo abbia la libertà della scelta terapeutica.
Se è un raffreddore sarà me che gestisco la cosa tra l'allopatica, quindi vado dal medico se decido, o se andare da un naturopata o piuttosto di altri per quello che è per me disarmonia. E ce ne sono riconosciute 52 dentro questa lista, per cui credo nel 2015 se abbiamo una disarmonia non trovatevi più scuse che non sapete cosa fare, perché nel palcoscenico della olistica ce ne sono 52, poi dentro queste 52 ce ne sono credo milioni ormai di operatori, di professionisti che lavorano con passione e professionalità, come io e Eric. Io mi occupo di autoguarigione, oltre che essere all'interno comunque dell'olistica, no? Quello che io condivido soprattutto con i corsi che tengo è cosa io posso fare da solo per appunto di arricchirmi di energia. Perché se io ho una buona quantità e qualità di energia, posso assicurarvi, dopo vediamo il perché, ho un buon stato di salute, recupero di salute e mantenimento della salute. Ormai da 5-6 anni che vado così a tenere conferenze, chiedo anche a voi, se ce n'è una quarta, per caso. Se ce n'è, la prossima conferenza che tengo, ne scrivo 4 e aggiungo. Siete d'accordo che, tra virgolette, sono solo 3? Quindi anche qui, da domani, visto che non ce l'hanno data come legge, ma io ho il libero arbitrio, quindi è una legge cosmica, il libero arbitrio, io posso scegliere quando mi sento disarmonico, se scegliere la medicina, se scegliere l'olistica o se sento di poter fare da qualcosa da solo. No? Attenzione che tante volte si deve usare un'alchimia di queste 3. No? Posso fare qualcosa da solo, se vado a farmi un trattamento magari mi può aiutare, però se prendo anche un farmaco la guarigione può avvenire più in fretta, no? Questo è Ippocrate, non so se lo sapete, ma è il padre della medicina ufficiale, dove i medici una volta giuravano. Sapete che non giurano più? Non giurano più, perché gente come me, spesso volentieri, quando così, anche a me capita di essere andato in ospedale e dire, ma quando una persona vuole veramente la salute, è necessario chiedere prima se è disposta a rimuovere la causa della sua malattia. La causa della sua malattia. Secondo voi la medicina allopatica agisce sulla causa della malattia? No, mai sugli effetti. E come mai non agisse sulla causa degli effetti? E il padre della medicina lo diceva. È interessante capire che c'è qualcosa che stride, no? È il risvolto economico che interessa, basta la casa farmaceutica. Okay. Se guarisce è finito il lavoro, cioè, basta. Sappiamo che proprio la classe medica devono, come dire, produrre ammalati, no? E più ammalati ci sono, più c'è tutta una serie di... Però è interessante che bisogna andare alla causa della malattia, e questa è la differenza della guarigione. C'è una grande confusione quando si parla di guarigione, siamo un po' col dito puntato chi si spaccia come guaritori spirituali, sciamani, eccetera, ma andiamo all'origine, o cerchiamo di andare all'origine della causa. La coccola, il massaggino rilassante va bene, ma bisogna capire perché il collo ti fa male, perché lo stomaco ti fa male.
Dobbiamo andare alla causa per risolvere totalmente la disarmonia. Non vivere giorni preziosi a rivangare il tuo passato per migliorare il tuo futuro, o rischi di perdere tempo prezioso che si chiama qui e ora. È l'eterno presente l'unico tempo in cui puoi davvero vivere. È un concetto che credo chi abbia fatto yoga, piuttosto che tai chi, piuttosto che qualsiasi percorso spirituale, il qui e ora è conosciuto. Ma metterlo in pratica credo che sia il difficile, no? È restare nel qui e ora che è difficile, giusto o no? Giusto. Ecco, tutto quello che vedrete adesso sulle slide è un concentrato, ripeto, di 20 anni di come poter dare degli strumenti alle persone per essere costantemente nel qui e ora. Perché entrare nel mentale è facilissimo e quando entro nel mentale entriamo nel caos. Cosa succede quando io mi permetto di vivere nel mio centro? Sapete fisicamente dove è collocato il nostro centro? Si chiama centro fisico-energetico. Dove c'è il puntino rosso a sinistra, sulla pancia? Ok, e sulla tua? Dove? Un po' spostato sulla destra. Cioè, vedo l'immagine. Ok, non badarla, è un'immagine. Senti dove senti il tuo centro? Sperimentalo. La bocca dello stomaco, la signora, tra la bocca dello stomaco e l'ombelico. Anche qui potete capire questo, no? Il nostro centro è tra l'ombelico e il pude. Poi qualcuno lo chiama Hara, qualcuno lo chiama Dantian. Io lavoro su un punto diverso, no? Perché sono diversi. No? Non so se sapete, ma nel 2010 la Terra si è inclinata. Per cui se un oggetto si inclina, il suo centro è diverso. Per cui non voglio dire che il Dantian e Hara, dello yoga, tutte le discipline cinesi, giapponesi non valgono. Siamo molto vicini. Non siamo certamente alla bocca dello stomaco o spostato a destra, se è centro è centro. Io lavoro su questo punto ormai da prima del 2010 perché è cambiato il nostro centro. Vi do un'immagine di cosa succede a livello energetico se io porto la mia consapevolezza, che di solito è qui, nel mio centro. Si innesca una sorta di movimento energetico che è sempre a spirale, l'energia si muove sempre a spirale, fino a quello che io chiamo fonte creativa. Poi, secondo la vostra appartenenza filosofica e religiosa, se lo chiamate in maniera diversa, a me non disturba. Io lo chiamo fonte creativa perché è una fonte creativa. Non so se avete mai osservato quante cose ci sono e possiamo vedere e toccare solo nel pianeta Terra. Chi è che l'ha creata? Una fonte creativa. Se dopo siete abituati a meditare e vedere cosa c'è oltre il pianeta Terra, è una fonte creativa, veramente creativa, Per cui se noi ci colleghiamo con questa fonte creativa diventiamo energia creativa. Quindi saremo noi, ed è un mio parametro dentro il primo step, il primo passo, che io divento il creatore o la creatrice della mia propria esistenza. Se non lo faccio io, chi lo fa? Qualcun altro. Che noi, giustamente, attraverso il nostro sistema mentale, è colpa sua. Giusto o no? È un concetto molto difficile, a me ha fatto incazzare per circa 10 anni,
è una legge cosmica, per cui le leggi cosmiche non le hanno inventate politici astrali o qualche avvocato astrale. Le leggi cosmiche è il cosmo che agisce e si muove così. Siccome che la Terra, non so se sapete l'età della Terra che è dentro a queste leggi cosmiche, quanti anni ha? Sapete quanti anni ha quella che calpestate ogni giorno? Sapete la vostra età, la vostra età della nonna e non della mamma Terra? 4 miliardi e mezzo di anni. È una nonna che ne sa, no? Ha visto veramente tutto, no? Cosa succede invece se io appunto non vivo e non percepisco il mio centro, non vivo da lì, e se vivo quindi dalla mia parte mentale? L'energia si muove sempre a livello di spirale, però sarà una spirale che va verso contraente. Per cui qui abbiamo un'espansione, e la vedremo dopo, quella che viene chiamata nello sciamanismo espansione dei campi. Qui invece ovviamente sarà il contrario, quindi una decompressione dei campi. Cosa percepite con questa decontrazione o compressione dei campi? Quali sensazioni vi avete? Una chiusura. Chiusura. Poi? Pressione. Oppressione. Compressione. Oppressione. Blocco. Implosione. Una cosa semplicissima che le sentiamo tutti i giorni. Fatica. Inizia per la T. Tensione. Grandioso. Le tensioni, molte tensioni, vengono prodotte dalla mente perché ha questa forma energia di una spirale che contrae. Se vogliamo, perché poi ogni tanto nella conferenza vi ricordate la slide, quella delle spirali? Questa è una spirale evolutiva e questa sarà una spirale. Dove volete stare da domani? A sinistra o a destra? Non mi dite voglio stare dai comunisti, a sinistra perché sì. Io voglio avere una vita evolutiva. E chi può avere la memoria, quello che voi chiamate il destino della vostra vita evolutiva? Chi ha la memoria della vostra vita evolutiva? Domanda difficile. Sparate. Chi tiene la memoria di quello che voi chiamate destino? Io lo chiamo il disegno divino. È nell'anima? Grandioso. Perché sei dubbioso? Nell'anima. Si dice che questa nostra parte evolutiva è immortale, giusto? Quindi non voglio dirvi che dovete credere o meno, ma abbiamo esistito più vite, in più contesti, se vogliamo, concreti, possiamo essere stati alberi, animali, fiumi, montagne, lo so che è un po' difficile capire questo, o anche esseri umani, fin tanto che oggi, 2015, 29 ottobre, sono un corpo umano, no? Ma nella prossima vita sarò altro. E chi mi porta presso questa memoria? L'anima, perché è un'energia, si chiama immortale, si dice anche, credo, nella cultura cattolica. Chi c'è, secondo voi, tra il nostro centro, che si collega appunto alla fonte creativa, tra il nostro centro e la fonte creativa? La mente. Ok.
l'energia è. Anche qui, se volete, da domani non dite più, perché è mentale dirlo, che l'energia è negativa o positiva. L'energia è. È la nostra mente che è selettiva, giudica, è razionale, che dice negativo, cattivo o brutto. L'energia è. E l'energia, la fonte creativa, poi si differenzia in occhio, in ginocchio, in stomaco, in Paolo, in Cristina, in Vittoria, ma l'energia è. È quella famosa frase che a un certo livello siamo tutto, siamo uno. L'ho detto prima, il nostro centro si fa attraverso il nostro contatto del centro, sappiamo esattamente in ogni istante come sta il mio corpo. Invece se, come diceva il nostro amico, se ci colleghiamo alla nostra mente, cosa succede? Che sentiamo il corpo quando? Mi fa male. Quando sta male. Mi accorgo di avere delle cervicali quando do colpa al condizionatore, al finestrino aperto. Sapete quando vi fa male il collo? Vi do un'informazione di come il corpo ci dà i messaggi. Il corpo cosa serve? Il collo cosa si serve? Quindi dovevi andare da qualche parte e non sei andato. Si chiama non attività delle scelte. Sapevi di andare, sapevi di aver fatto quella scelta, ma non sei andata o andato. Oltre il corpo, questa espansione di campi, l'hai detto prima. Nel mio percorso do delle informazioni chiare di ogni, si chiama multidimensione, no? È una multidimensione centro, una multidimensione corpo, sapere che è un corpo, sapere come sta, sapere come è fatto e sapere che io sono anima, no? Sappiamo perché l'abbiamo letta, studiato, ok, ma avete mai percepito la vostra anima? Non è bello, no? È interessante che se io mi collego con il mio ginocchio o magari perché ho il menisco che mi fa male, sapere che ho un menisco o un ginocchio destro, ma percepire l'anima no? È un po' interessante. Tra l'anima e la fonte creativa, spirito. È un'altra nostra, fa sempre parte di me, di io, ma è una mia parte multidimensionale, è una mia sfera, se vogliamo, che ha una sostanza molecolare diversa dall'anima e diversa dal corpo e diversa dal centro. Il fegato è uguale allo stomaco? No. È sempre energia, ripeto, come prima, però che si differenzia. Per cui io sono questo. Anzi, ognuno di voi, ognuno di noi è questo. Io sono il mio centro, io sono il mio corpo, io sono la mia anima, io sono la mia spirito e io sono la fonte creativa, perché provengo da lì. Sapete che provenite da lì? Sapete che quando moriamo andiamo lì? Almeno. Sapete o no? Dove pensate di andare quando morite? In quel famoso sei stata brava in paradiso, se sei stata così. Il nostro corpo sì. Il nostro corpo lo lasci lì, che ti serve, una macchina vecchia o giovane. L'anima rimane. Ricordatevi che il corpo, che io chiamo il tempio, già diverso, no? Il corpo non è un corpo, è un tempio che ospita l'anima e l'anima è, il corpo lo chiamo anche un'automobile,
guida. Avete mai provato a essere passeggero di uno che è pazzo a guidare? Come siete? Meglio dormire in quei casi, no? Meglio se noi guidiamo la nostra macchina, giusto? O se guidiamo la macchina. Non vi sentite più sicuri se guidate la macchina voi, no? Per cui il corpo, guardatela così, è una macchina e l'anima è chi la guida. Ma in questa metafora lo spirito cosa fa? Lo scoprirai al corso, perché appunto è ben chiaro, cioè nel corso è ben chiaro che cos'è il centro e cosa fa, che cos'è il corpo e cosa fa, che cos'è l'anima e cosa c'è. Se io non so i compiti di ogni mia multidimensione, come faccio ad arrivare al grande spirito, alla fonte creativa? Ci dice tanto, no? Stiamo facendo un cammino spirituale. E cosa fa lo spirito? Adesso non voglio dire dei miei colleghi operatori olistici, ma chiedete a un operatore olistico che cosa fa nello spirito? Chi è lo spirito o cosa fa? Adesso vi do un'idea, no? Cosa fa l'orecchio del vostro corpo? Ascolta, sente, ci permette di sentire. Oltre a darci anche l'equilibrio, ce ne mettiamo qui. Però sente. Cosa fa il nostro ginocchio destro? Ti sostiene. Anche. E ci permette di Muoverci. muovere l'arto. Lo sapete questo, anche se non siamo così esperti in anatomia. Questa è anatomia energetica. Che cos'è l'anima e cosa fa? Che cos'è lo spirito e cosa fa? Lo devo sapere per percepirlo, no? Giustamente, grazie al nostro amico, chi ci distacca da tutte queste multidimensioni, abbiamo detto, è una parte di noi. Sapete quanto pesa questa parte? No, fisicamente quanto pesa? La mente, metà cervello, 1,5 kg, 1,8 kg. Cioè io peso 56 kg e non posso più permettere che 1,8 kg, no? Mi distacchi da questi 56 kg e anche da altre parti più sottili, quale il mio centro, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la fonte creativa. È una parte di noi che ci separa da. Adesso vi faccio una domanda che mi dite senz'altro di sì, non voglio plagiare, ma se la mente ci separa tra noi con il nostro corpo, con la nostra anima, cosa succede all'esterno di noi? Onestamente so nei rapporti con gli altri o all'esterno? All'esterno. Se noi siamo separati da noi, cosa succede all'esterno? Non siamo noi. Ci separiamo. In condominio non ci conosciamo, ci evitiamo. Nell'ambiente lavorativo meglio che mi stai distante. Non fanno ora sposarsi che si sono già separati, no? Guardate in giro se c'è più comunione o se c'è più separazione in tutti i livelli, a tutti i livelli, giusto o no? Quindi questa separazione, come diceva il grande Gandhi, inizia da dentro di voi, siete separati. Siamo separati. Il primo step è come diceva il grande Eric, il radicamento. Non so se avete questo concetto, se avete mai fatto qualcosa, la disciplina più, che può essere molto più facile da capirlo è la bioenergetica. La bioenergetica di solito lavora principalmente anche lei infatti dentro ai miei esercizi ci sono esercizi di bioenergetica perché ti danno la possibilità di radicare. Cosa vuol dire radicarsi? Io invece vi dico cosa succede quando non siamo radicati. Vi siete mai sentiti confusi?
Vi siete mai sentite disorientati? Quello che io chiamo foglia al vento, o i nostri vecchi dicevano testa per aria. Vi siete mai sentiti di avere un obiettivo davanti a voi e dite domani, ma sì, e non lo raggiungete mai? Quello è il non radicamento. Quando io sono radicato è come un albero, no? Arriva la linfa, arriva energia che ci dà, come un albero, ci dà frutti. Giusto o no? Se un albero non è radicato, non arrivano le gemme, le foglie, le gemme, i frutti. E i frutti cosa sono con l'essere umano? Sono le creazioni, quello che posso fare con. Quindi io le chiamo obiettivi. Quando io sono radicato, grazie alla forza della terra che è ascendente, avete mai visto un vulcano? La lava del vulcano? Ecco, noi ci colleghiamo con quella forza. Sapete da dove arriva la lava? Che noi possiamo vedere oltre il cratere del vulcano. Da dove arriva la lava? Dal centro. E sapete quanti chilometri di raggio ha la Terra? Da dove inizia quella... Ma inizia, c'è sempre, si chiama cuore della Terra, c'è sempre quel grande luogo dove andremo a collegarci di lava, di forza, di spinta verso l'alto. Sapete quanti chilometri di raggio ha la Terra? 6.800 chilometri. Quindi la lava, quindi la forza della Terra ascendente, spinge la lava fino al vulcano. E sapete quello l'ultimo vulcano che ha bloccato i cieli 5-6 anni fa, dell'Islanda? La lava hanno calcolato, la lava dal cratere usciva verso l'alto, sapete per quanti altri chilometri? 12. 6.800 più l'altezza del vulcano più 12 km. Ecco, noi ci collegheremo con questa forza che è ascendente e grazie a questa forza ascendente ci collegheremo con quello che viene chiamato forza celeste. Nello sciamanismo, non so se sapete, ci sono i tre mondi: il mondo di sotto, il mondo di sopra e il mondo di mezzo. L'avete come concetto questo? Allora, puoi farmi da balletto? Come ti chiami? Francesco? Allora, se io radico Francesco, quasi automaticamente ci colleghiamo, perché grazie alla forza della terra andiamo su, no? Su come forza, sì come consapevolezza, sì come sensazioni. Succede che questa è la linea del nostro futuro, la linea della nostra vita. Se io radico e ci do questa linea verticale, Francesco ha la possibilità di girare intorno. Ha l'asse verticale, non ha più la testa tra le nuvole, sa cosa fare, però gira intorno. Lo vedete questo movimento, no? Perché è l'asse verticale. Cosa succede nella linea del tempo? Che invece di andarmi bello dritto dritto, no? Fa questo movimento. E sapete cosa succede con questo movimento? Succede che il mio obiettivo, grazie, lo raggiungo, ma nei tempi diversi. Ci metto più tempo. Sapete cosa può succedere se io ci metto più tempo nel raggiungere il mio obiettivo? Perché non lo raggiungo? A, che certe volte non lo raggiungo, B, che lo possono raggiungere qualcun altro. Vi è mai capitato di avere un'ispirazione e appunto domani, nuovo tempo, e domani, e qualcuno ti frega il progetto? L'avete mai provato? Di sì, così ti senti. Sì, succede, ma penso che succede tutti i giorni che qualcosa... Sì, perché quando arriva l'ispirazione, quindi non è che sia diretto a...
mondo di sopra ci dà ispirazione e chi lo raccoglie può con le proprie mani, con le proprie forze raggiungere quell'obiettivo. Per cui se non lo raggiungi tu, lo raggiunge qualcun altro. Sapete la parola nylon da dove arriva? Lo sapete? No. Da due personaggi che nello stesso momento, nella stessa giornata, sono andati a depositare il marchio, come si dice? Brevetto. Il brevetto, perché gli è arrivata l'ispirazione della composizione chimica del nylon. E quando hanno depositato, che c'è una banca dati unica, a uno gli ha detto: ma guarda che 30 secondi fa uno a Londra ha fatto la stessa cosa. No, l'ispirazione l'ho avuta io. 30 secondi, la storia è questa. E sapete perché si chiama nylon? Perché una era di New York, NI, e l'altra era di Londra. Ecco perché la parola nylon. Si sono messi d'accordo e hanno messo una società insieme con questa parola e con questa composizione chimica che il nylon ormai è presente. Quindi se radichiamo solo Francesco e lo colleghiamo al mondo di sopra, abbiamo la possibilità che qualcun altro raggiunga il nostro obiettivo. Quindi demoralizzazione, poca stima, no? Ci arriva poi tutte quelle disarmonie di conseguenza. Il secondo, appunto per non farmi fare questo giretto, ci dice un buon equilibrio destra e sinistra, dove destra è la mia parte maschile e dove sinistra è la mia parte femminile. Anche se sessualmente abbiamo scelto di essere di qua o di là, dentro di noi, anche qui carpite, abbiamo tutte e due le forze. Una riceve, una dà, il cuore, uno riceve il sangue, uno lo dà, per cui dentro di noi c'è anche a livello fisico-fisiologico ben chiaro che siamo fatti sia di forze maschili sia da forze femminili. L'idea di camminare dritto nella nostra timeline, che lo vediamo dopo, è la linea del tempo, vi do come immagine le ali, poi come me l'hanno insegnata a me, le ali dell'aquila. Avete mai visto, oltre l'aquila, qualsiasi volatile a sbattere di più o di meno un'ala e raggiungere il nido piuttosto che la sua preda? Non riesce nemmeno a volare, voglio dire, no? Ecco, noi se non abbiamo un buon equilibrio delle nostre ali, destra e sinistra, è un po' come una barca che rema più da una parte, poi faccio fatica di raddrizzare, poi vado avanti. Quindi un buon equilibrio a destra e sinistra ci dà la possibilità di camminare con il tempo giusto, la maniera giusta e quindi meno sforzo nella nostra linea del tempo. Non ho detto prima che noi, essendo cellula, se guardiamo la nostra parte profonda, parte atomo, quark, stringhe, eccetera, siamo una cellula, per cui siamo una forma densa, solida. Il nostro centro, mi sono dimenticato di dire prima, se sono una forma densa, sarà su tre linee, no? Se io devo trovare il centro di una forma piana che è un quadrato, cosa faccio? Traccio le diagonali, giusto? E trovo il suo centro. A una forma solida come posso fare? Devo tracciare tre linee. Abbiamo visto la linea verticale, abbiamo visto la linea orizzontale col destra e sinistra, il retro e il fronte è la terza linea. Per cui quando avremo questi tre lavori, principalmente sono tre meditazioni iniziatiche, ma prima di attivare queste meditazioni iniziatiche faremo un lavoro così preparatorio. Quando avremo queste tre linee, sentiremo, ognuno di voi sentirà
come vi sentite nel vostro centro. E scriverete sul vostro diario di bordo le sensazioni di quando voi sarete nel vostro centro. E poi sarà molto facile, nei giorni a seguire, quando non sarete dentro a quei parametri, sapete che siete fuori dal vostro centro. Allora, tutti gli esercizi che insegneremo, meditazione eccetera, vi aiuterà a ritrovare il vostro centro e restarci il più possibile. Eccole qua. C'è la linea verticale, la linea orizzontale e la linea fronte. Dopo queste 3 attivazioni, ripeto, è anche a livello geometrico, no? Logico, che io troverò il mio centro. Il primo passo è liberati dalla confusione e dal disorientamento, radicandoti alla Madre Terra e collegandoti al Padre Cielo. Avrai una visione chiara di quello che ti serve ora. Ritorniamo sempre a dire che i bisogni devono sentirsi nel qui e ora, per essere più felice e accogliere quello che per te significa abbondanza. Secondo voi, a livello naturale, è giusto che l'uomo sia felice? Sì. Come il fiume, come la montagna, come qualsiasi animale o vegetale, è naturale che anche l'essere umano sia felice. Chi è che non ci dà la felicità? La mente. Chi ce la manipola? Chi ci dice come vivere? In qualche modo chi guida la nostra macchina. Per cui in qualche modo io spingo le persone a essere responsabili della propria macchina e dell'autista. Ritrovi la tua felicità? Senz'altro. Perché sei tu che guidi la tua macchina e sai dove andare. Il secondo passo: metti fine alle distrazioni fuorvianti, stabilizzandoti nel tuo profondo equilibrio tra energia maschile e femminile. Voi sapevate che dentro, nel vostro profondo, avevate queste 2 forze? Tutti? E sapevate che l'infelicità è anche dovuta che io non attingo, non metto in pratica una delle 2? Ci sono donne che sono prettamente maschili, ci sono uomini che sono prettamente femminili. Bisogna equilibrare. Sapete chi ha iniziato questo lavoro e non l'ha terminato? Per quello siamo anche presi così. Lo conoscete tutti. 2000 anni fa. Ha iniziato l'equilibrio destra e sinistra, che all'epoca si chiamava l'equilibrio patriarcato-matriarcato, Gesù Cristo, ma non l'ha terminato. Infatti, se leggiamo la vera Bibbia, che è tradotta, non quella della famiglia cristiana, per intenderci, Gesù quando era in croce era incazzato nero, perché non ha terminato la sua missione. Altro che Dio mio, perché mi hai abbandonato. È una frase che hanno inventato. Era straincazzato. E c'è scritto sulla Bibbia. Puoi mantenere il focus sui tuoi obiettivi, perché così hai la tua vita davanti, le tue ali non ti destabilizzano, sei equilibrato e sei davanti alla tua timeline, senza pericolo di perderti, e potrai procedere nel cammino con maggiore decisione, velocità e minor sforzo. Mi piacerebbe vivere minor sforzo e maggiore risultato, che credo che sia una frase che in ditta, in qualsiasi azienda ti dicono. Mettici meno sforzo e il massimo risultato. Nelle arti marziali è base. Non devi usare tutta la forza. Minor sforzo. L'aikido, non so chi l'abbia praticato, sentito. Se li vedi gli aikido non fanno forza. Sapete perché? Usano la forza dell'avversario. E usando la forza dell'avversario fanno cadere
e neutralizzano l'avversario, lo fanno a forza. Non avete mai visto un combattimento aikido? Guardatelo su YouTube, è interessante. Comunque mi piacerebbe essere così, no? Nella vostra vita, avere meno sforzo, quindi più energia. Ok, terzo passo, eccola qua, distorsione spazio-tempo. Quanti di voi, o di noi, no? È bloccato nel passato o proiettato troppo nel futuro? Soprattutto nel nostro passato, no? Siamo ancora lì, feriti, bambini, eccetera, no? Che magari può essere giusto come no. E quante persone mi dicono, quando andrò in pensione? Scusa, quanti anni hai? 32. Questa è distorsione del tempo. O quando si sposerà mio figlio? Scusa, quanti anni hai? 4 e mezzo. C'è una distorsione del tempo, no? Cioè non dobbiamo permetterci di distorcere il nostro spazio-tempo con queste idee, no? Quando andrò in pensione, quando, no? Dobbiamo avere ben chiari i nostri obiettivi. Ne parliamo. Allineandoti alla tua linea del tempo, ti sgancerai definitivamente del tuo passato, che pesa, il nostro passato pesa. È una catena che, anche se sei radicato, ben equilibrato a destra e a sinistra, è questa catena che, no, ti tira, è uno zaino pesante, che ti frena appunto e che ti tiene in ostaggio. Poi finalmente separati da ciò che ancora ti impedisce di raggiungere i tuoi obiettivi e ottenere la tua vita di felicità e abbondanza che ti spetta, perché è un diritto che abbiamo tutti. Proiettandola nel tuo non più futuro, ma futuribile. Questo è un concetto che è interessante. Non so se sapete la differenza tra futuro e futuribile. Avete un'idea? Passato, presente? No. No, futuribile è realizzabile. Futuro realizzabile è futuribile, no? Il futuro non esiste. Il futuro non esiste. Il futuribile sono io che lo programmo. Sono io che programmo nella mia vita timeline cosa devo fare in ogni istante, in quell'anno, in quel mese, in quel giorno. Sono io che lo decido. Vi do un esempio. Siete mai andate a quelle cene aziendali che solo il pensiero di andarci, lo stomaco come una cassaforte si chiude? Io sto male tutte le volte che faccio per- andare. Chiudi la cena prima. Ma che cazzo vai? Cioè, se nella linea del tempo il corpo fa questo viaggio, avete mai parlato, sentito di viaggi sciamanici, di viaggi astrali? È quello che succede. La sensazione di essere lì, che è nella linea del tempo, il mio corpo è già lì, seduto davanti a Camilla, che già non mi piace, il vice direttore lì che mannaggia se ci mette lontano meglio. Il mio stomaco già sta, cioè stomaco, chi per esso sta male. Se senti che il tuo corpo sta male, non devi andare. Cioè, è ovvio, voglio dire, no? Perché devi far star male il tuo corpo, il tuo centro, la tua anima e anche il tuo spirito? Se il tuo corpo ti dà questi messaggi, obbedisci. Se un'amicizia è... sapete quelle amicizie? No? E quando ti telefona, tu la metti giù, giri la polenta, fai, dopo ogni tanto le dici sì, hai ragione, metti giù, lucidi, no, sì, sapete quelle amicizie lì? Sapete cosa dicevano i nostri vecchi? I rami secchi? Ma non pensi? Un ramo come la nostra amica che mette il CD e ci gira, no? Ce lo dice tutto, deve dirlo dalla A alla Z. È come quel ramo secco sull'albero. Cosa fa un ramo secco sull'albero? Fa due cose. Toglie energia. Cucca
linfa, che si chiama energia vitale, che è la nostra, e un ramo secco da frutti. Quindi serve. Da domani non ci sono, non ho tempo, prima o dopo si stancherà. Cosa succede se io mi porto nel sistema mentale? Mi attiro, avete visto, vi ricordate quella spirale di destra contraente? Mi attiro tutte le energie perverse. Avete mai sentito quelle persone che dice mannaggia tutte a me? Ne conoscete di queste? Che è la solita amica che ci telefona e mette il DVD. Perché più abituiamo la nostra vita a essere nel mentale, no? Succede così a livello energetico, ci attiriamo le energie perverse, si chiamano. Avete mai sentito parlare di parassiti energetici? Già la parola parassita è classica, cioè è chiaro. Parassita è anche a livello biologico, un essere che succhia energia da un'altra parte, parassita. Spegni, come i nostri politici, no? Sono parassiti. Cosa succede se io mi collego col mio mentale? Il grande dramma è che ci colleghiamo attraverso il nostro campo, non so se questa parola a voi vi ricordo, di un campo oltre al nostro corpo, ci colleghiamo col campo mentale di tutti gli esseri mentali che in quel momento sono collegati col mentale. Avete mai pensato come pensano, dico 7 miliardi e mezzo di persone, ma quelli vicino a voi? Vi siete mai collegati col mentale di quelle persone? Avete mai sentito, magari in quei documentari che mettono il microfono dentro a un formicaio piuttosto che un alveare? Avete mai sentito? Il mentale è così. Una formica che dentro non ti lascia stare. Che Jung lo chiamava mente comune, no? Jung diceva che l'essere umano è fatto di 3 menti, la mente conscia, la mente inconscia e la mente comune. Jung. Ciò che nello sciamanismo è di base da quando il Big Bang esiste. Avete mai sentito parlare della fisica quantistica che la chiama massa critica? No? Se io vado a quella cena aziendale ci sarà una certa massa critica. Se io vado allo stadio ci sarà una certa massa critica. Se io vado una settimana in ritiro spirituale in Toscana con Erika a fare meditazione ogni giorno, dentro a quel centro ci sarà un'altra massa critica. Sapete perché nel mondo stiamo male? O il mondo sta male? Avete un'idea perché? È troppa massa critica. Perché ognuno di noi fino adesso non ha fatto nulla. Gandhi ce lo diceva: vi disturbano le guerre in giro per il mondo? Risolvi la guerra dentro di te. No? Dobbiamo guardarci dentro di noi, pulirci attraverso quelle palline rosse, e più armonia c'è dentro di noi, più armonia c'è fuori di noi. No? È lo stesso esempio che ho fatto prima: se c'è distacco dentro di noi, ovvio che fuori di noi è un riflesso. Ci stacchiamo, ci sarà comunione, ma ci sarà separazione. Io dico che la parola massa critica mi piace, sapete perché? Perché io alla prossima conferenza levo massa. Collegarsi al sistema mentale è veramente critico in questo periodo. Quando vi collegate al vostro mentale, da domani potete pensarci, sentirlo, eccetera, non sono solo i vostri pensieri che vi disturbano, ma sono i pensieri che ci disturbano, sono collegati. Vi do un esempio.
È come aprire il computer e ci colleghiamo con la nostra pagina Facebook. In quanto tempo i vostri amici, chi ne ha 2, chi ne ha 10.000, sanno che sei collegato? In quanto tempo? Giusto? Zero. Tempo zero. Il sistema mentale è estremamente uguale a Facebook. Appena ti colleghi con le menti comuni di tutti. Siamo in connessione. L'effetto del percorso MAV è darti degli strumenti da portare la consapevolezza mentale a qui, al centro. Creerai un altro campo elettromagnetico personale che forse voi lo conoscete come aura, come nome. E il primo effetto è quello che io sento il mio campo, sento che chi ci sta dentro non mi piace e un po' per l'effetto della spirale espansiva, un po' per la consapevolezza, inizio a pulirmi. Okay? Il secondo effetto è quello che io posso assolutamente espandere il mio campo quanto voglio e anche renderlo a livello molecolare più spesso, per cui le energie perverse si allontanano ancora di più. La cosa interessante che succede e che spero lì è un po' dipende da voi, voglio dire, quello che succede è che quando arrivate a questi 3 passi avete la percezione che le energie arrivano e rimbalzano. Mi è mai capitato, che ho fatto magari un buon percorso, di vedere una persona, sentire già che non mi piace tanto, incontrarla e quella persona va da un'altra parte senza che tu faccia nulla? Mi è mai capitato? Sì, difficilmente. Però ti è capitato? Sì. Ecco, inconsapevolmente quello che insegna in qualche modo non è che insegna, riprogramma il vostro corpo naturalmente come l'essere umano è fatto, voglio dire. Ma perché hai periodi dove si attaccano tutte le persone negative? Perché il tuo sistema energetico è basso, non è a 4 tacche, è a una che lampeggia. Non dobbiamo permettere che il nostro sistema energetico deve avere sempre 5 tacche, come il vostro cellulare. È come sempre avere il cellulare attaccato alla 220. Non dovete permettere che nemmeno arrivi la 4ª tacca. Appena arriva la 4ª siete già vulnerabili. Ci collegheremo all'essere elementare. Sono energie che sono di tutti, voglio dire, è del pianeta Terra, per cui è nostro. Difficilmente ci metteranno una tassa qui. Difficilmente. Collegandosi all'essere elementare ci collegheremo poi il cuore energetico nostro con il cuore, famosa centro della Terra dove c'è il magma. Grazie alla forza ascendente della Terra e attraverso il filo d'Arianna ci collegheremo al mondo di sopra che io chiamo Io Cielo. Facendo il primo step, tra noi e la Terra non c'è differenza. Vi sentirete quasi, ma neanche madre e figlio, uguali. Per cui arrivano quella che è l'espansione dei campi. Quando abbiamo una buona espansione dei campi, abbiamo una buona comunicazione universo-noi, noi-universo. È come dire, una radio trasmittente collegata a una frequenza precisa che solo voi avete e comunicate solo voi con il vostro. È come avere una password. Okay? Quali sono queste espansioni dei campi? Le abbiamo viste prima, le ripetiamo perché così vi resta impresso. Il nostro centro, il nostro corpo, la nostra anima, il nostro spirito
fino ad arrivare, chiamatelo come volete, quella grande energia che io chiamo fonte creativa. Altro modo per vedere l'espansione di campi è il nostro corpo fisico, il corpo fisico eterico e elettrico-magnetico. Sappiamo di essere sì un corpo denso, ma fondamentalmente siamo una calamita, siamo un corpo elettromagnetico. E cosa fa la calamita? Attira o respinge. E chi è che decide cosa respingere e cosa attirare? Chi è che lo decide? Noi. Se non lo decidiamo noi, hai capito? Adesso è la tua domanda. Quindi non puntate più le dita a nessuno, perché se attirate cose che la vostra mente determina negative, avete attivato il vostro sistema energetico perché sì, arriva quella dinamica, quell'esperienza che la vostra appunto mente chiama negativa. Se vivete invece un'esperienza positiva, siete stati voi. Dovete dirvi in qualche modo bravi, tutte e due i casi. Il terzo campo, la terza dimensione, è il corpo astrale. Il corpo astrale è quella mia parte energetica che si armonizza o si disarmonizza attraverso le emozioni. Bisogna sapere quali sono le emozioni, cosa servono, quando e quando li devo attivare. Tutto il resto disarmonizzo questa sfera. Disarmonizzando questa sfera, disarmonizzo la mia energia e disarmonizzo il mio corpo. Al corpo arriva tutto. Il corpo è una Bibbia. Ecco perché, come dire, anche la medicina adesso riconosce che se ti fa male il ginocchio c'è un perché specifico. Se ti fa male quella vertebra o se hai l'ernia in quella vertebra c'è un perché specifico. Ormai è riconosciuto anche dalla medicina. Mia moglie, che lavora in ospedale, mi ha girato oggi un'email che fanno un corso di linguaggio inconscio del corpo. Come riconoscere i segnali attraverso la malattia, possono dirlo loro che sono medici, chi fa questo corso è una psichiatra, fa questo corso dei segnali del corpo, per cui anche la medicina è riconosciuta. Se fanno corsi, riconoscono che il corpo ha un linguaggio. Il corpo mentale è la sfera successiva. Il mentale, come dire, no? Si armonizza o si disarmonizza, dipende come io uso la mia mente. Semplice, no? Quindi bisogna sapere come governare la nostra mente e cosa dire noi alla nostra mente, di cosa pensare, di cosa fare. Se non lo facciamo noi, cosa succede? Lo fanno altri. E si disarmonizza il mio corpo mentale, disarmonizzo le mie emozioni, disarmonizzo la mia energia e il mio corpo lo sente. È interessante capire, vedere, e memorizzatelo per cortesia, che il corpo mentale è quello prima dello spirituale. Ecco perché la mente è importante saperla usare. La mente è come questo puntino laser. Se io voglio puntare il puntino laser sul corpo fisico, lì lo punto, ma sono io che decido. Se non lo faccio io, c'è qualcuno che... no? Il programma del primo modulo MAV un po' l'avete sul retro del vostro volantino. Alcune cose magari le conoscete, alcune no. Le leggo tanto per capire cosa facciamo nel primo weekend. L'autovalutazione di 4 livelli. Com'è il mio fisico, come sta il mio mentale, che cos'è, come sta il mio emozionale e il mio spirituale. I 4 livelli di consapevolezza, la sprogrammazione delle energie perverse, che sono quelle palline rosse,
che possono essere chiamate egregore, forme pensiero, credi mentali, eccetera, eccetera. Io li chiamo anche impianti. Avete presente Matrix, il film Matrix? Che gli mettevano un contatto elettrico qui e dicevano tu sai fra 5 secondi Kung Fu, programmazione, lui sapeva il Kung Fu perfettamente. Noi siamo fatti esattamente uguali. Basta guardare la TV e ci ipnotizzano e ci programmano senza saperlo. Quante volte andiamo a comprare il Colgate e non sappiamo perché compriamo il Colgate? Perché ci fanno vedere che dentro il Colgate ci sono delle palline minuscolissime che vanno a pulire le cose più assurde dei tuoi denti. Ci credete? Ma lavatevi i denti con... sapete come si ci lava i denti? Bicarbonato. Sale, bicarbonato. Ok. Ci sarà un autotrattamento dell'addome che si chiama Puku, esercizi del respiro, perché non sappiamo respirare. Non sappiamo respirare. È fondamentale. Stimolazione del punto campale, che è quel punto energetico che vi spiegavo, diverso dal Dantian e Dara, si chiama punto campale. Devo correggerlo, perché chi l'ha sentito adesso il vero nome è Can Mineta Pali, però essendo spagnola là anche lei un po' nel lessico spagnolo la P viene preceduta dalla M, per cui è Campari, però dall'anno scorso ha detto no, se si chiama Can Pali non chiamano Can Pali, devo correggerlo, scusate. Rincuorare la mente, sapete rincuorare la vostra mente? Li taci un attimo, ti penso, ti ascolto dopo. Sapete fare? No. Non imparerete. Sapete abitare il vostro corpo? La vostra macchina? E come no? Se voi adesso per andare a casa, invece di aprire la porta di sinistra dove avete quella cosa rotonda, no? Vi sedete dietro, andate a casa? No. Abitare il corpo è la stessa identica cosa. È esattamente capire dove sono, come sono, in ogni cellula del mio corpo. Non in ogni zona, in ogni cellula. Sapete cosa succede quando io abito ogni cellula? C'è una parola che fa paura, no? Ma la chiamano anche la cellula impazzita. No? Se io abito il mio corpo è assolutamente, tassativamente impossibile che una cellula impazzisca, chiamata tumore. È impossibile, perché sono io che governo quella cellula, sono io che abito quella cellula. Anche il tumore è una sensazione per me di separazione. Esercizi, come dicevo prima, di bioenergetica per il radicamento. La legge cosmica, eccola qui, una legge che non sa nessuno. La sapete la legge che nei centri abitati dobbiamo andare a 30-50 all'ora? Lo sapete? No? Tutti lo sanno, perché se no non riesco. Ma nessuno ci ha detto del triangolo energetico. No? Sono leggi cosmiche che la natura fa, esegue ogni secondo della sua propria natura e esistenza. E a noi non ce l'hanno mai insegnato. Non sto incazzato su questo. Nessuna università ti insegna sta roba. E sono incazzato. Doi, che è un autotrattamento, di solito proviene dal mondo dei cinesi, la legge, anche qui, la legge della guarigione spirituale, te l'hanno mai insegnata? Che c'è una legge per guarire? No, ti hanno una legge di ammalarti, sì, quello sì. Collegamento, l'abbiamo un po' accennato prima, no? Di mente-mente e animo-universo, questo filo comune e collegamento animo-universo. Questa dovete magari anche scriverla se volete. Io sono, è un mantra che dovete ripetere più volte al giorno. Io sono il creatore, se siete uomo, io sono la creatrice, se siete donne, della mia propria vita. È un mantra che dovete dire. Perché siete voi l'artefice della propria esistenza, nessun altro.
collegamento delle energie sottili, qui iniziamo ad andare oltre il corpo, oltre la mente, quindi ci colleghiamo con l'energia sottile che io determino in 5 gruppi, io chi, che vuol dire energia, io gruppo, fondamentale l'aggregazione. Avete meditato magari da soli? Chi medita qui dentro? Hai mai meditato da solo? No. E in gruppo com'è? Più consapevolezza. No? Cioè, spinge l'energia, no? Pregare da soli, wow, ma pregare in compagnia, voglio dire, no? Se dobbiamo mandare energia a una persona che sta male, possiamo farlo ognuno a casa propria, ma se ci troviamo, no? Il rosario, cioè, da dove arriva? Quando una persona se ne sta andando, cosa succede? A casa della persona ci si ritrova e preghiamo, faccio finta di tenere il rosario in mano, oppure faccio i miei collegamenti, ma stiamo lì e tutti mandiamo energia lì, no? Quindi è importantissimo il lavoro di gruppo, la condivisione, perché questo è un lavoro assolutamente naturale che la natura fa, nella natura c'è, e perché noi no? Anche qui sono incazzato. Perché noi no? Chi è che ci vieta di aggregarci per il bene comune? Ditemelo. E vi do anche una consapevolezza. Se qualcuno di voi sta male e Eric ci telefona a tutti, no? E ci dice mercoledì alle 9 della sera ci troviamo qui a pregare o fare quello che siamo capaci di fare. Quante persone iniziano a dire mannaggia, no, mercoledì no, perché troia, ho i bambini da tenere, no? Succede che da 15 persone ci troviamo in 4, è vero così? O no? Avete mai provato? Okay. Avete sentito di quell'autista dell'autobus a Treviso circa meno di un anno che il suo compito ha visto che uno non ha obliterato, non ce l'aveva, non ha obliterato il biglietto e l'ha invitato a scendere dall'autobus, no? Nel solito extracomunitario ha telefonato 2 fermate dopo. È stato fermato in mezzo alla strada di 20 ragazzi e l'hanno arrestato 2 fermate dopo e una chiamata. Capite che le energie perverse si aggregano molto facilmente e raggiungono l'obiettivo molto facilmente? E perché noi no? Per il bene comune o di una persona? Avete mai pensato questo? Avete mai pensato che in uno stadio basta che uno faccia l'ebete, monti gli altri e succede il caos? No? In un secondo succede il caos. È assurdo questo nel 2015, è assurdo. Quello che faremo alla conclusione del primo step è questa meditazione iniziatica. Sapete cosa vuol dire iniziatica? Siete stati battezzati? Avete fatto la crisi, la comunione, il matrimonio? È un rito iniziativo. Cioè da quel momento, attraverso il rito, no? 6 vibrazioni di... Chi ha preso Reiki? Okay? Reiki non è un'iniziazione di Reiki. Attraverso l'impostazione e il master Reiki e un rito, no? Diventi vibrazione Reiki. L'iniziazione è un salto quantico di evoluzione spirituale. È sempre chiaro dire che se uno ha quello che i medici chiamano malattia o è sotto farmaci di qualche tipo, il corso non vieta o di smettere quella terapia. No. Il corso ti aiuta a recuperare energia, quindi salute, ma se siete in terapia la dovete continuare.
Non sarò io certamente a dirvi che dovete smettere, anzi, spero che sia il medico a accorgersi che i vostri esami, la vostra, no, sia capitato, e sarà il medico a decidere. Gli obiettivi e il radicamento lo metto per primo perché è fondamentale. Arriverà la volontà, creatività, il movimento, vivere in maniera naturale e sana le emozioni, la chiarezza, la decisione, la tranquillità, aumentare il proprio livello energetico, aumentarlo, perché da 5 tacchi io posso arrivare a 6 e domani a 7, non c'è una strada che affine. Secondo voi c'è una strada per stare bene e fermarsi lì? Di stare tranquilli e fermarsi lì? Secondo voi stare sempre più tranquilli? C'è una strada, no? È irraggiungibile questa strada e non ce la permettono. Invece con queste tecniche, se le praticate, e poi è il compito vostro, raggiungete uno stato sempre di più. Riconoscere e pulirsi, come abbiamo detto prima, di quelle palline rosse, delle energie perverse. Collegarsi con la propria energia di base, abbiamo visto chiamata energia elementare, essere elementare, collegarsi con la propria energia del cielo, che io lo chiamo essere cielo, io cielo, aumentare la propria energia difensiva, abbiamo visto che nella medicina tradizionale cinese si chiama Wei Qi, tradotto è proprio energia difensiva, e imparare strategie per potersi difendere da tutte le energie che ci ostacolano. È fondamentale riconoscere e trovare strategie. Dobbiamo essere noi i furbi, non farsi fregare. Per darvi una chiara visione di tutto vi do anche i costi. I costi di un modulo. Il modulo è fatto di sabato pomeriggio dalle 14 alle 20, domenica dalle 9 alle 19, per un totale di 16 ore. Poi tra un modulo e l'altro passeranno circa 3-4 mesi e nel mezzo ci troveremo una sera per fare il punto della situazione e ci troveremo per altre 2 ore. All'interno, diciamo, del pacchetto c'è anche un trattamento, perché ho visto molto interessante un tu per tu per anche sbloccare una parte fisica. Complessivamente abbiamo 19 ore. Il costo sono 266 euro, in prescrizione 2,26. L'imprescrizione vuol dire se ti iscrivi antecedente 7 giorni del corso. Se vi iscrivete con una caparra oggi, che Eric è qui anche per questo, costa 195. Il primo passo che intitolo decidere, cosa voglio fare io della mia propria esistenza, voglio abitare io il mio corpo, voglio guidare io la mia macchina, sarà il sabato 14 novembre, domenica 15 novembre, gli orari li abbiamo detto. Per chi vuole conoscermi